Positivi i commenti di Marcello Caruso, coordinatore siciliano di Forza Italia a Roma, presente al Congresso nazionale del partito per la nostra provincia. C'è la coordinatrice provinciale onorevole Margherita La Rocca Rupola, eletta al Congresso di Agrigento lo scorso 28 gennaio, insieme al parlamentare regionale Riccardo Galli e ai delegati eletti che esprimeranno con il loro voto la preferenza al nuovo segretario di partito dopo la perdita di Silvio Berlusconi. La presenza numerosa di Forza Italia siciliana, afferma Marcello Caruso, a questo congresso nazionale è motivo di grande soddisfazione per tutti noi che abbiamo lavorato in questi mesi per riorganizzare la presenza e per confermare la sua vitalità e il suo radicamento in un territorio storicamente importante per Forza Italia. Il nostro partito si conferma in Sicilia e in Italia il punto di riferimento per quanto moderati, liberali e garantisti si riconoscono nei valori dell'europeismo. Circa 120 delegati, Forza Italia siciliana è l'espressione di migliaia di militanti, simpatizzanti, amministratori locali che nel nome dei valori trasmessici da Silvio Berlusconi hanno sempre rappresentato un asse portante del centrodestra, con il rinnovato impegno e il rinnovato slancio dato da Antonio Tajani nel dare continuità a tutto il partito a livello nazionale, il suo grande lavoro amministrativo portato avanti dal Presidente della Regione Schifani con il suo governo. Anche questi migliaia di militanti e simpatizzanti continueranno con passione ed entusiasmo a battersi per dare voce e risposte ai bisogni della nostra comunità, delle nostre famiglie e delle nostre imprese nel nome della libertà di cui siamo sempre alfieri.